Parliamo adesso di amicizia, solidarietà, sana competizione, sport, divertimento, gli ingredienti di un torneo di padel che si chiama Niente ferma in rosa, si è svolto qualche giorno fa per raccogliere fondi per un'importantissima causa. Ne parliamo con Simona Ceglie, Pink Ambassador di Taranto della Fondazione Umberto Veronesi. Buongiorno, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te di esserci, Simona, e soprattutto grazie per quello che fai ormai da anni. Spieghiamo innanzitutto che cos'è una Pink Ambassador, cioè che ruolo svolge sul territorio. Ce ne sono diverse in tutta Italia. Sì, allora noi Pink Ambassador della Fondazione Veronesi siamo ormai più di 300 in tutta Italia, sparse un po' in tutte le città. Sono coperte 22 città al momento. È un progetto nato nel 2014, fortemente voluto da Paolo Veronesi, per cercare di diffondere sia l'importanza della prevenzione nel campo dei tumori femminili e quindi l'importanza di fare visite e controlli senza avere paura di farli, perché so che fa paura farli, e poi soprattutto la raccolta fondi per la ricerca, perché la ricerca ha sempre bisogno di aiuto, bisogno di privati che possano aiutare a raccogliere fondi, e quindi uno dei compiti delle Pink Ambassador è anche questi. Infatti il torneo serve proprio a questo. Io da sportiva quale sono ho deciso di creare questo evento sportivo di paddle che invita tutte le donne di Taranto, in questo caso ovviamente, a competere, però competere per una giusta causa. Circa una cinquantina le giocatrici che si sono date battaglia, per modo di dire, simpaticamente lo diciamo. Esatto, eravamo 48 donne che hanno gareggiato tutte insieme, però è ovvio che l'intento del torneo è tutt'altro, e quindi si è creato questo clima bellissimo di amicizia, divertimenti, poi è un torneo creato apposta per cambiare sempre compagna, non ci si iscrive con una compagna fissa, e quindi è anche un modo per fare amicizia, perché magari persone che non si conoscono possono giocare insieme. Il torneo dove si è svolto, Simona, negli scorsi giorni? Allora, il torneo si è svolto al Fabs Padel Center a San Giorgio dei fratelli Fabiano, che ha 4 campi coperti panoramici, davvero una bellissima struttura. E dobbiamo dire che sono stati raccolti bei soldini, siete arrivate praticamente a 3.000 euro quasi. Sì, esatto, è andata molto bene questa edizione, è la terza edizione estiva che faccio e la seconda che ospitiamo al Fabs. E grazie alle iscrizioni, grazie agli sponsor e poi a una lotteria che facciamo lì a premi, sempre con premi donati dagli sponsor, siamo riusciti a raggiungere davvero una cifra record per Taranto, e quindi questo mi dà molta gioia, felicità, e mi dà la carica per organizzare già la prossima edizione, perché le ragazze non aspettano altro. Grazie a Simona Ceglie, un grande abbraccio.